squadre che stanno per entrare in campo. Ne approfitto subito per chiedere un commento al collega della Gazzetta del Sud, Lillo Puglia, che oggi mi darà una mano in questa cronaca diretta. Buon pomeriggio, come tu hai detto bene è uno storico debutto per la Messana dopo 57 anni della storia, la società messinese la più longeva di quelle in attività. Messina c'era soltanto il Pistonina del 1900, del fondato 1986, ma da alcuni anni ormai ha smesso. Diciamo un battesimo importante, la Messana l'abbiamo vista già in Coppa Italia. In panchina. Partiti, buon campionato a tutti, arriva il fischio del signor Principe, le torri dell'Enna, la palla messa dentro da Cocimano, esce Lima, palla colpisce il palo, ma è stato fischiato un fallo in attacco all'Enna, probabilmente proprio su Lima, nonostante devo dire il che caldo, meno o male l'impatto della Messana sta reggendo bene, perché non tranne ancora l'uscita di Lima, ancora una volta la personalità del portierino della Messana sul di campo, almeno inizialmente Sant'Onofrio non sta offendendo particolarmente. Attenzione, Cocimano in aria, il tocco sull'uscita di Lima, salvato sulla linea da Cinacò, adesso il mancino ancora Cinacò, spinge di testa, poi Rallo, azione infinita dell'Enna che si conclude con questa conclusione sul fondo. Cocimano aveva superato con il pallonetto Ciccio Lima, il salvataggio sulla linea di Ginagò. Mette dentro Bonasera, sbuca sul secondo palo, sfera ma Sessa chiude tutto, si era inserito Peppe Amante sul secondo palo, adesso Gio Pedro non raggiunge il pallone, Cafarella prova subito ad approfittarne, è una buona opportunità per la Messana, Cafarella sfugge a destra, la mette dentro, la palla deviata! Che resta lì e poi Villarreal non trova l'impatto con la sfera. Larga su Rallo, il traversone di Rallo, spizzata di Amante che ha tolto certezza, per quindi la botta con il destro, la traversa, la gran botta di Gio Pedro, se non sbaglio, no, di Sessa dell'Enna. Gioca ancora su Cocimano, di prima intenzione su Rallo, gioco a due, molto interessante, Cocimano può calciare, palla sul fondo, non di molto. Bella azione in ripartenza dell'Enna, Rallo, ora il solito traversone, non ci arriva, quindi il soffio, la palla che si perde poi sul fondo, ancora Ginagò, bello scambio, Ginagò dopo l'1-2 anche con Bonasera, la mette dentro, arriva Bonasera col sinistro, palla che non inquadra la porta, bella conclusione, siamo entrati nel 45esimo minuto di gioco, di centimetri, due dell'Enna, Scodella dentro, mi si disbuca sul secondo palo, Amante che non riesce a colpire nel contrasto, resta a terra Amante, poi Ginagò messo giù, ma finisce qui il primo tempo con un'occasione potenziale enorme per la Messana. Contrastato la dell'Enna, aveva riportato la peggio Amante, si riparte con questo lancio in profondità. L'Italia hanno messo in mostra tutti il loro talento, adesso la palla messa dentro al Queen di testa, Lima va in cielo su Cocimano, libera l'aria, poi il rilancio, attenzione a Vitelli che supera anche Romeo, entra in aria, la conclusione con il sinistro, Lima prodigioso, attenzione ancora Lima in uscita con i piedi, senza paura Lima nel contrasto con Rallo, grandissima occasione per la Messana, strepitoso Francesco Lima, poi adesso velocista, grande velocista. Attenzione a Vitelli che lancia Arquin sfugge, inserisce un tocco di Arquin, palla si perde sul fondo ma è calcio di rigore. Punita in questo caso l'uscita di Ciccio Lima sul Queen. I tifosi ennesi, controlla che sia tutto ok il fischietto di Tivoli sia per quanto riguarda calciatori che devono entrare in aria sia per quanto riguarda la posizione di Lima. Va zappalata al dischetto, la rincorsa, spiazzato Lima, l'Enna è in vantaggio, 16esimo minuto di questo secondo tempo. Il rigore di Peppe Zappalà, trasformazione perfetta, Lima spiazzato, la posizione di Giovanni Ginagò, ancora Ginagò la mette dentro, Villarreal stacca di testa, palla sul fondo, Calcagno deve anche provare
soluzione in porta da lì, calcia Calcagno, la palla gira, la tocca Sienco e sarà calcio d'angolo, no? No. Buonasera e Barbera sul punto di battuta, scodella dentro Buonasera, il colpo di testa, la traversa e poi Barbera, il tiro con il mancino, con il corpo salva Zappa, la traversa da annotare al 79esimo minuto, a un passo dal pareggio la Messana, davvero da quando si è ripreso il gioco dopo il problemino muscolare accusato da Peppe Amante, la spizzata di testa verso Cocimano, entra in area, Cocimano sinistro, traversa clamorosa di Salvatore Cocimano, gran sinistro, la palla che poi rimbalza, tanto fair play, pochissime proteste, adesso si riparte, Sienco va al rilancio lungo, tutto ok per Bassoli, c'è il fischietto in bocca il signor Principe, infatti sul rilancio di Pantano finisce qui, finisce tutto al Marullo di Visconte, Messana 0, Enna 1, 8 minuti dopo il 98esimo, il triplice fischio dell'arbitro Principe di Tivoli decide il calcio di rigore realizzato poco dopo l'ora di gioco da Peppe Zappalà. È stata una bella partita.